Pensiero del giorno. Giovedì 6 febbraio. Fare ogni cosa con impegno. Il Signore diriga i vostri cuori nell'amore di Dio e nella pazienza di Cristo. Seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 5. È questa una di quelle espressioni di augurio e di esortazione molto dense e care a San Paolo. Suggestionati da errate interpretazioni dell'insegnamento dell'Apostolo, certi cristiani di Tessalonica avevano abbandonato il lavoro, ritenendo ormai imminente la seconda venuta di Gesù. E l'Apostolo voleva ricordare a costoro quale deve essere il modo di andare incontro al Signore, cioè non già abbandonandosi ad una oziosa e inconcludente attesa, ma vivendo bene il tempo presente, nel compimento della volontà di Dio, che è di accudire con impegno al proprio lavoro per bastare a se stessi e aiutare anche i fratelli. Con queste parole l'Apostolo ci fornisce il segreto per vivere con pienezza il tempo presente. Lasciarsi guidare sempre dall'amore. Si tratta ovviamente dell'amore che viene da Dio e che porta ad amarlo a nostra volta. La vita cristiana è infatti un credere nell'amore di Dio in tutte le cose, anche nelle prove e nelle permissioni sue più dolorose. È un saper vedere questo amore in modo particolare nella sua parola, nei doveri del nostro Stato e nell'eseguirli con generosità. La vita cristiana sta pure nel lavorare per il regno di Dio, cioè per la diffusione del suo amore tra tutti gli uomini, attuando anzitutto il comandamento dell'amore scambievole, che ci fa riconoscere seguaci di Cristo e porta il mondo a vedere. Chiara Lubick, estratti dal commento alla Parola di Vita, novembre 1992. Parola di Vita, febbraio 2025. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Dalla prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21.